Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito se mi sentite e vedete la condivisione schermo. Tutto benissimo, sì. Perfetto, allora veramente un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. E allora noi oggi ci ritroviamo assieme per la prima volta dall'inizio di questo nuovo anno e quindi ovviamente vi rivolgo i miei più calorosi auguri di un buon 2026 possa essere veramente un anno luminoso. E purtroppo, come sappiamo, proprio nella notte di Capodanno è divampato questo micidiale incendio nel locale Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, 40 morti, oltre 110 feriti in condizioni alcuni anche molto critiche e tra gli italiani sarebbero 6 dispersi e 13 i feriti. Ecco, soltanto come ha fatto notare il vice premier Matteo Salvini con un suo post su Facebook, con le famiglie ancora alla ricerca disperata dei figli, sui media e sui social si sentono e leggono commenti che sono intrisi di superficialità, cinismo e cattiveria su come hanno o non hanno reagito in quei momenti quei poveri ragazzi. Ecco, come se fosse colpa loro. Poi il segretario federale della Lega ha anche aggiunto: gli unici responsabili, gli unici che devono avere questa coscienza sporca, gli unici delinquenti sono coloro che non hanno garantito la sicurezza in quel seminterrato, coloro che non hanno controllato, che non hanno autorizzato a dovere o che invece hanno autorizzato, coloro che per la ricerca del profitto hanno ammassato centinaia di ragazzi in un sotterraneo con fuochi accesi e sistema di emergenza fallimentari. E poi Matteo Salvini ha concluso questa sua riflessione su Facebook dichiarando: nella civile Svizzera le porte della galera dovranno aprirsi per parecchie persone. Una preghiera per quelle povere anime volate in cielo troppo presto e una preghiera anche per i loro cari. Ecco, all'interno poi di questa rassegna stampa sentirete poi anche l'intervista che abbiamo registrato ieri me e Matteo De Sio, come sapete Matteo conduttore per Radio Libertà del programma Te la ridò l'America, intervista al giornalista Giuseppe Brienza, già nostro ospite, ricorderete scrive su Corrispondenza Romana, Nazione Futura, corazin.org e abbiamo affrontato vari temi, tra cui l'accoltellamento di un sacerdote colombiano, accoltellamento che è avvenuto a Modena martedì mattina. Pare che l'aggressore fosse in cura per disturbi mentali. Ci siamo chiesti ovviamente che tipo di cura, è possibile che questi malati mentali possano essere liberi di girare e di commettere questi atti. E poi con loro abbiamo parlato anche però dei crimini d'odio contro i cristiani che sono in aumento anche nel continente europeo, e quindi abbiamo parlato anche del clima di cristianofobia e di questa proposta che è stata avanzata dal ministro finlandese dell'istruzione, una proposta che è volta a superare il tradizionale insegnamento della religione cristiana. Insomma, è urgente riscoprire le nostre profonde radici cristiane e l'occasione può essere proprio quest'anno in cui viene celebrato l'8° centenario della morte di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, e sapete il governo in carica ha voluto che il 4 ottobre, festa appunto di San Francesco d'Assisi, tornasse ad essere festa nazionale. Nel finale ci collegheremo anche con Matteo De Sio per parlare di questa immane tragedia accaduta in Svizzera. Con lui commenteremo anche il giuramento da parte di Mamdani sul Corano, Mamdani neo sindaco di New York, insomma un giuramento sul Corano da parte del neo sindaco di New York che, come è stato definito dal nostro direttore Giovanni Sallusti, è un vero e proprio testacoda nella capitale dell'Occidente. Le vostre opinioni sono sempre essenziali, quindi apriremo il consueto filo diretto con voi. Intervenite chiamando allo 02 9294 7222 3 volte 2 finali. Potete scrivere i vostri messaggi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega. Potete mandare i vostri messaggi al numero WhatsApp della radio, il 340 67 09 659. Vi ricordo anche tutte le nostre coordinate, quindi potete seguirci dal canale digitale della Radio DAB, ovviamente, dicevamo dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet www.radiolibertà.net, sempre aggiornato, dalle app di Radio Libertà, sia per i sistemi operativi iOS che Android, e naturalmente dal canale YouTube. E come di consueto, l'ultimo invito, se volete evitare quella che è una vera e propria ubriacatura ideologica del politicamente corretto,
abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci e insomma davvero basta poco per aiutare una radio che, lo ripetiamo sempre, è un unicum. E quindi potete andare sulle nostre sezioni, sulle sezioni del nostro sito, abbonati e dona ora, proprio dal sito internet della radio. Ma allora apriamo subito la prima pagina di Libero. Vedete, no, avevamo già condivisa: processo alla Svizzera dopo la strage di Crans-Montana. Il locale, bruciato rapidamente e con una sola uscita, era stato controllato e giudicato idoneo. Dopo il disastro, poca chiarezza, fondamentali gli aiuti dall'estero, dall'Italia in particolare. Infatti sapete, poi il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato proprio in visita nel centro grandi ustioni dell'ospedale Niguarda, dove sono appunto in cura alcuni feriti italiani. Ve lo apro un attimo, qui vedete dal Sole 24 Ore il video con Bertolaso, la risposta della sanità lombarda di altissimo livello. Sono stati ricoverati 4 pazienti, ne arriveranno altri 2 subito, quindi presi in cura dai nostri specialisti. E Attilio Fontana, in visita appunto all'ospedale di Niguarda, ha voluto ringraziare i medici, gli operatori sanitari e tecnici che sono intervenuti per trasportare e curare al centro grandi ustione operativo proprio alcuni di questi ragazzi. E allora, vedete qui, tornando sulla prima pagina di Libero di oggi, il locale quindi bruciato rapidamente, decine sono i feriti in condizioni critiche, giallo sulla morte del giovane golfista italiano che era stata annunciata ma la famiglia ha smentito. E poi invece l'altra grande questione che riguarda gli Stati Uniti e riguarda Trump, e cioè il possibile intervento proprio nell'Iran, visto che appunto il regime degli Ayatollah sembrerebbe sul punto di collassare. Dopo anche tutte queste proteste legate ovviamente a motivazioni economiche, e Trump stesso ha affermato che se verranno colpiti i manifestanti, a quel punto l'America interverrà. Pure a Teheran la sinistra sta coi cattivi, sempre dalla parte sbagliata. Vedete qui scrive Lodovico Festa, Ayatollah in crisi dalle piazze a Trump come l'Iran è collassato. Scrive Costanza Cavalli: provaci ancora Iran, assediataci ogni fronte, da un lato dalle sanzioni è assediata, no, la nazione persiana, da una cattiva anche gestione economica, dall'altro dall'umiliazione militare che Israele ha ripetutamente inflitto a Teheran e ai suoi alleati, infine colpita alle spalle dal realismo del presidente statunitense Donald Trump. E infatti si rincorrono anche le voci su quello che potrebbe essere la soluzione anche per i vertici degli Ayatollah. C'è chi ipotizza addirittura fughe in Bielorussia, su questo poi ci torniamo, ma vedete l'editoriale invece di Mario Secchi su queste domande che gli svizzeri dovrebbero porsi. Poi leggeremo anche la riflessione di Tommaso Cerno invece per il Giornale, ma effettivamente poi tutti ci siamo chiesti: ma come ne esce l'immagine della Svizzera, che dovrebbe essere questo paese estremamente civile ed efficiente? Come è stato possibile tutto questo? Oltretutto semplicemente per questi banalissimi, no, oggetti pirotecnici posti accanto alle bottiglie che venivano servite e che avrebbero poi innescato questo incendio. La strage di Crans-Montana non è un incidente, un inevitabile destino, è il frutto di un inganno consapevole. L'efficienza, l'organizzazione, la superiorità, il rigore morale della Svizzera rispetto alle altre nazioni, una falsa rappresentazione. 21 paesi hanno offerto aiuto alla Svizzera, 18 per il trattamento, 9 per il trasporto e 6 per gli esperti. 24 pazienti sono stati trasferiti in Italia, Francia e Germania. I governi di Roma e Parigi hanno inviato specialisti negli ospedali del Vallese a Losanna. Senza questa assistenza lo scenario sarebbe quello di uno Stato in ancor più grave difficoltà, incapace proprio di fronteggiare l'emergenza. Non è il regno della precisione, è il caos. Si leggeva nello smarrimento delle autorità, nei loro silenzi imbarazzati, negli sguardi dei politici che cercavano una spiegazione diversa rispetto alla sconcertante realtà che sta emergendo. Sapete, la Farnesina, anche il ministro degli esteri italiani, ha chiesto ovviamente rigore e ovviamente ci si aspetta, no, che venga compiuta giustizia. Quindi le prime indagini sono naturalmente per l'ipotesi di omicidio. Bastano un paio di fatti e di domande. Da semplice cronista, prima domanda: chi ha fornito le autorizzazioni per l'esercizio delle attività alle Constellation?
Chi ha fermato i 3 controlli negli ultimi 10 anni che hanno certificato che il locale era sicuro? È venuto fuori che ci fosse solo questa piccola uscita di sicurezza. Avete visto, no, anche le immagini degli scalini, comunque uscita veramente angusta. 3 controlli in 10 anni. Negli altri 7 anni che cosa hanno compiuto le autorità? Chi ha fornito i materiali usati per l'isolamento acustico del locale? Quali aziende hanno compiuto i lavori? Chi ha certificato la loro sicurezza? E anche perché l'incendio poi si sarebbe sviluppato così repentinamente anche per colpa di quel materiale realizzato, collocato lì per l'isolamento acustico, il materiale del soffitto, più tutto ovviamente il legno con cui era costruita gran parte, no, dell'interno del locale. Come è possibile far entrare dei ragazzini, addirittura dei tredicenni, in un locale dove si consumano alcolici? Perché nella notte di Capodanno a Crans-Montana, una delle località del jet set internazionale, in teoria tra le più sicure e sorvegliate della Svizzera, nessuno ha fatto rispettare le più elementari regole d'accesso? Il sindaco di Crans-Montana, la polizia municipale, quella cantonale, che ruolo hanno giocato? Qual è la storia passata e recente dei controlli nei locali? Che disposizioni di vigilanza avevano fornito per Capodanno? L'illusione elvetica è finita. Il processo alla Svizzera dovrebbero compierlo, tenerlo loro gli svizzeri. Conclusione amarissima, insomma viene da commentare quasi tombale per quello che è successo, ma davvero una tragedia agghiacciante. Poi effettivamente quello che ha stupito, e qui vedete, no, lui l'ha precisato, Mario Secchi, è stato anche il silenzio imbarazzato delle autorità, dei politici, degli esponenti politici svizzeri nelle prime ore, perché già comunque in quel momento si stava capendo, percependo la gravità della situazione, di quello che era accaduto. E poi l'ultima profezia invece di Antonio Socci, Ratzinger sull'Unione Europea, che la pensava come De Donald, nell'ultimo libro postumo di Benedetto XVI, Dio è la vera realtà, che raccoglie le omelie degli anni del papato emerito, c'è una cupa profezia sull'Europa. La vedremo prima. Prima ricordiamo che nel 2025 però è scoppiata questa battaglia epocale tra Stati Uniti e Unione Europea, con vari fronti, innanzitutto quello economico. Qui vedete, vi porto un attimo a pagina 24, questa riflessione di Antonio Socci. Poi torniamo anche sulla notizia del mega aumento di stipendio della Lagarde, che insomma quasi 4 volte per l'omologa rispetto all'omologa americana. Ecco, qui vedete sull'Unione Europea Ratzinger che la pensava come Trump, il gigantesco surplus commerciale della Germania che la Casa Bianca contesta da anni all'Unione Europea. E c'è poi questo grande conflitto culturale, perché la classe dirigente dell'Unione Europea condivide l'ideologia progressista woke, che per il suo multiculturalismo suicida Joseph Ratzinger definì un odio di sé dell'Occidente. E qui torniamo al punto che abbiamo anche anticipato prima, abbiamo ripetuto anche in altre puntate, di questo odio verso se stesso da parte di una certa Europa, e che poi alla fine conduce alla oicofobia e alla cristianofobia. E qui rintraccia appunto le similitudini tra questo pensiero, questa visione di Benedetto XVI e anche alcuni interventi usciti di Trump, e anche un po' la visione ideologica di questa amministrazione, perché spiega appunto Socci, divelte le radici dell'Europa, vogliono l'identità dell'Unione Europea basata solo sulla tecnocrazia di Bruxelles, con un pensiero unico che sempre Ratzinger descrisse come una dittatura del relativismo. E su questi temi poi ci torna anche il Corriere della Sera di oggi, e dopo lo vediamo, ed effettivamente ci si chiede anche lì, ma è giusto che, cioè, giusto, è pensabile che gli europei possano seguire ciecamente, supinamente un'Unione Europea così burocratica, tecnocratica, che mette da parte, no, i valori comuni, i principi fondanti, che addirittura non si è voluta dotare di una propria Costituzione. E insomma, si parla di repressione dell'opposizione politica nel documento statunitense, quello vi ricorderete, no, sulla strategia di sicurezza nazionale del 2025, di governi che sono di minoranza instabili. Pensate a quello che c'è come esecutivo in Francia, ma anche in Germania, nel Regno Unito, la crisi di popolarità di Starmer, molti dei quali calpestano i principi fondamentali della democrazia per reprimere l'opposizione, proprio il caso del Regno Unito, no? Con tutti questi arresti per magari post su Facebook, sui social, in cui vengono elencati i crimini commessi dagli immigrati, e accusa tali governi di tradire popoli che vogliono la pace con la sovversione dei processi democratici. Insomma,
L'Unione Europea sta perdendo se stessa, e questa è la domanda cruciale. E quindi la pagina di Benedetto XVI, che commenta questo passo di Luca, del Vangelo di San Luca, appunto capitolo 11, versetti 24-26, è un grave ammonimento. Lo vediamo anche adesso nell'Europa post-cristiana, diceva appunto Ratzinger, i demoni sono stati esclusi, ma la casa è rimasta vuota. Se Dio non abita nella casa, la casa è vuota, e così ritornano 7 demoni peggiori dei precedenti. Se pensiamo ai grandi sistemi ideologici, marxismo, nazismo, che hanno distrutto l'umanità fino in fondo, vediamo come questa casa rimasta vuota, nella quale Dio non abita, invita il demonio a tornare. E però, insomma, verrebbe da dire che qui il demonio si manifesta adesso sotto questa forma di tecnocrazia progressista, che poi condivide, no, l'ideologia, ha assorbito anche questa ideologia progressista e woke. Ma dicevo, torniamo sulla prima pagina di Libero, perché vedete qui l'immagine dell'albanese, il fiasco dell'anno, con Lorenzo Mottola che se ne occupa a pagina 11, e poi il super stipendio della Lagarde a pagina 9, e qui vi ci conduco fra poco, ma intanto riprendiamo questa notizia che forse molti di voi avevano già visto, comunque condivisa sulla pagina Facebook di Matteo Salvini, cioè per la morte di Aurora fermato un peruviano. È venuto fuori che un clandestino, è venuto fuori che aveva già provato a rapinare un'altra ragazza, e comunque con tanti precedenti di violenza sessuale. Ha finalmente un volto e un'identità l'uomo che compare nel video assieme ad Aurora Livoli, la 19enne ritrovata morta alle prime luci dell'alba nel cortile di un condominio di via Paruta a Milano, e quindi sono stati i militari del nucleo investigativo e del nucleo operativo della compagnia di Porta Monforte a fermarlo. Qui vi porto a pagina 18, vedete, con tutta la storia svolta sulla fine di Aurora, fermato l'uomo del video, il corpo trovato appunto in un condominio a Milano, un 56enne peruviano indagato per la morte della giovane donna di Latina, irregolare, con precedenti per violenza sessuale, e appunto aveva già assalito una donna. Il 56enne peruviano al momento si trova già in carcere, risulta indagato nel caso di presunto omicidio della Livoli, irregolare, precedenti penali, vista la zona non mi stupisco affatto. Durissimo intervento di Riccardo Decorato, ex vice sindaco di Milano. La sorte della povera 19enne deve far riflettere sullo stato di profondo degrado in cui versa da anni via Padova. E insomma, quindi sul corpo di Aurora in queste ore si sta tenendo l'autopsia, che servirà a chiarire con precisione la natura del decesso, ma non solo. Gli esami riusciranno poi anche a stabilire l'origine delle ferite e dei lividi che sono stati trovati sul cadavere della povera ragazza. E poi questa notizia che abbiamo commentato con il nostro ospite nell'intervista che abbiamo registrato, ve lo dicevo prima, il missionario pedinato per 20 minuti a Modena, insegue Don Rodrigo e lo accoltella senza motivo, preso. Don Rodrigo è il sacerdote e non appunto il despota, il tirannello dei Promessi Sposi. Don Rodrigo, colombiano di 45 anni, ora fuori pericolo, ha riconosciuto in immagini acquisite grazie a sistemi di videosorveglianza le fattezze dell'accoltellatore, raccontando di non averlo mai conosciuto e non avergli mai parlato. Tutto è avvenuto in modo assolutamente repentino e imprevedibile. Ecco che succede, insomma, quando questi soggetti con disturbi psichici, così poi si è scritto, sono liberi, no, di girare, di compiere quello che vogliono. Il sacerdote è conosciuto e apprezzato per la sua dedizione, la sua vicinanza alle persone, il suo impegno nella comunità locale. Per questo il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha voluto ringraziare l'Arma per aver assicurato alla giustizia l'autore della gravissima aggressione. E quindi, grazie proprio all'analisi dei fotogrammi, è stata individuata proprio la fermata del bus dove era salito a bordo l'indagato, e sono stati così individuati gli esercizi commerciali frequentati dallo stesso e la sua probabile dimora. Ma ritorniamo un attimo appunto alla prima pagina di Libero, poi ovviamente passiamo anche alle altre testate in questa maratona che ci riattende. Vedete qui le altre notizie, in fondo Askatasuna che arruola pure Maranza, poi vedremo anche quello che hanno combinato i Maranza a Firenze per Capodanno, come al solito, e poi le citazioni del Colle, così Mattarella archivia lo scontro fascisti e antifascisti. Del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del suo 11° messaggio di Capodanno colpiscono sicuramente le parole dette sull'Italia di oggi
affermata e per niente in disastro come nei cartelli levati dalle opposizioni nell'aula di Montecitorio, a cominciare dalla segretaria del PD Elly Schlein. Il super stipendio della Lagarde, lo dicevamo, no, che addirittura arriva a guadagnare come capo appunto della BCE il quadruplo del suo omologo statunitense, e vi ci porto qui, andiamo un attimo a pagina 9, vedete, ecco qua, la Lagarde Paperona guadagna più di quanto dichiara la governatrice della BCE, che assume 726.000 euro, un compenso superiore di 4 volte appunto a quello del capo della Federal Reserve americana, e del 56% oltretutto è superiore questo compenso rispetto a quello comunicato. Se qualcuno ci chiedesse chi è il banchiere centrale più potente del pianeta, nessuno potrebbe nutrire dei dubbi, il capo della Federal Reserve, no? Jerome Powell. Del resto basta un suo sopracciglio fuori posto per far tremare i mercati mondiali. Ma se in qualche modo gli stipendi sono invece legati al carico di responsabilità e ruoli, allora ci siamo sbagliati di grosso, perché il povero Powell infatti alla fine dell'anno si porta a casa $203.000, quindi circa 172.000 euro con il cambio, così come stabilito dalla legge federale statunitense. Ebbene, volete sapere quanto invece guadagna Christine Lagarde? Tenetevi forte. Qui scrive appunto Sandro Iacometti, la Lagarde invece arriva a 726.000 euro, 4 volte tanto, e la somma potrebbe essere anche arrotondata per difetto. Già, perché sulla carta la presidente della BCE ha uno stipendio base di 466.000 euro, tra l'altro salito del 4,7% rispetto all'anno precedente, che non sono comunque bruscolini, ma che secondo quanto ha ricostruito il Financial Times, mettendo insieme altre indennità percepite dalla nostra, sarebbero appunto il 56% inferiori alle entrate effettive che invece sarebbero state realizzate da lei nel 2024. E qui poi vedete c'è una riflessione anche su questo fatto, su sia o meno opportuno, no, uno stipendio del genere. Può sembrare magari una valutazione, se volete, anche un po' grullina, un po' marxista. Intanto c'è una questione non trascurabile, cioè quella di trasparenza. Benefit, indennità, altri incarichi. È possibile che lo stipendio reale di un alto funzionario pagato dai contribuenti, tutti noi europei del continente, sia coperto dal segreto? Poi c'è la questione dell'entità, e qui diciamo che diventa difficile prescindere anche dalle performance con cui la signora Lagarde ci ha deliziato in questi anni. La prima indimenticabile è arrivata pochi mesi dopo il suo insediamento, proprio nel marzo 2020, quando in piena pandemia la presidente della BCE si presentò in conferenza stampa e dichiarò a mercati aperti: non siamo qui per chiudere gli spread, ci sono altri strumenti, altri attori per gestire queste questioni. Risultato: Piazza Affari che crollò del 16,9%, Londra del 10,93%, Francoforte del 12,24%, Parigi del 12,28%. Complessivamente in Europa che vanno in fumo ben oltre 790 miliardi di capitalizzazione. E qui si potrebbe anche obiettare: ma qualcuno risponde di tutto questo, di questo panico ingenerato nei mercati, di queste voci? No. E poi alla fine, vabbè, qui si commenta uno scivolone, può capitare, sì, però che scivolone. Poi però si apre la stagione dell'inflazione alle stelle, la Fed inizia ad alzare i tassi mentre lei tentenna, aspetta, rinvia una strategia, ma che successivamente ha candidamente ammesso che la BCE non è riuscita a vedere per tempo la potenza e la persistenza dell'aumento dei prezzi. Altro giro, altra corsa, l'inflazione scende, l'economia stenta, la Fed inizia a tagliare e lei tentenna di nuovo, prende tempo, poi finalmente inizia a muoversi. Insomma, tutto questo fa sì che, secondo i calcoli del Financial Times, la Lagarde alla fine del suo mandato si sarà messa in tasca 6,5 milioni di euro, 810.000 euro l'anno, e dal 2030 arriverà anche una modesta pensioncina annua da 178.000 euro, altro che astronauta, il miglior mestiere del mondo, e appunto il banchiere centrale europeo. E ovviamente questa è la conclusione a fronte della ricostruzione compiuta dal Financial Times. Io però resto sul Libero prima della pausa, perché vi porto invece qui a pagina 8, vedete l'altra facciata, per l'infografica sulle guerre che sono ancora in corso. Questa proprio un'altra amara riflessione sull'anno che si chiude e sull'anno che si sta aprendo, perché è un mondo, un pianeta ancora insanguinato, lacerato da conflitti. Vedete, solo per citarne alcuni, Russia-Ucraina,
continua dal 2022, enorme impatto umanitario, militare ed economico globale, però sapete, come ha detto anche Viktor Orban, è assurdo pensare che una potenza nucleare come la Russia si possa permettere di perdere una guerra convenzionale. Quindi anche qui tanti belicisti guerrafondai che continuano a sostenere ma l'Ucraina può vincere anche se la Russia avanza, e la Russia sappiamo avanza pure lentamente a fronte di tantissime perdite umane, ma ci si può ancora aspettare, no, che l'Ucraina possa battere così sul campo la Russia, e a fronte poi di quanti aiuti militari e non solo economici. Poi vedete l'altro grande fronte anche potrebbe comunque ridestabilizzarsi, quello tra India e Pakistan, attacchi reciproci nel 2025, episodi limitati ma ad alto rischio nucleare, perché entrambi i paesi sono appunto dotati di armamenti nucleari, quindi anche questo diciamo a rischio di escalation, di una nuova destabilizzazione. Thailandia e Cambogia, scontri di confine nel 2025 per dispute territoriali, cessate il fuoco fragile. Quello che sta accadendo in Sudan, guerra civile in corso dal 2023, una delle più gravi crisi umanitarie mondiali. Repubblica Democratica del Congo, conflitto intensificato nell'est, milioni di sfollati nonostante accordi di pace. E poi in Iran c'è stato questo scontro, ma stiamo vedendo anche le proteste di piazza, scontro aereo di breve durata con Israele, concluso poi con l'intervento statunitense, ancora a Gaza, perché cessate il fuoco, questa tregua risulta instabile. Venezuela, coinvolto nelle operazioni anche la superpotenza americana, gli Stati Uniti coinvolti contro il narcotraffico, contro il regime di Maduro. Quindi battuto il record di guerre mai così tante dal 45, i conflitti che ereditiamo dal 2025. Sono 78 i paesi impegnati a combattere, paci difficili nonostante gli sforzi di Trump, che ovviamente sforzi che vanno riconosciuti come merito al presidente americano. C'è chi poi lo deride, lo irride, no? Perché vuole intestarsi questi successi, però almeno c'è tutto uno sforzo che è stato compiuto dal momento dell'insediamento. In realtà questa preparazione già era avvenuta prima ancora dell'investitura ufficiale, e sotto invece l'amministrazione Biden questi sforzi non si sono visti, anzi vi ricorderete che lui pubblicamente, Biden, aveva insultato lo stesso Putin, e a che pro, insomma, era opportuna un'uscita del genere, soprattutto ai fini della pace. Sappiamo sicuramente che non è un leader di una democrazia perfetta compiuta, si può dire tutto quello che si vuole, che la Russia sia una democratura e non una vera democrazia, ma qual era il senso di insultarlo pubblicamente? La spesa militare globale è schizzata a 2.400 miliardi di dollari, vedete, no, quello che stavamo prima accennando, richiamando dall'infografica, Sudan e Congo, la guerra civile sudanese tra il governo e i paramilitari del Rapid Support Forces, che va avanti dal 15 aprile 2023, si stimano oltre 150.000 morti, 3,5 milioni di profughi, 8,5 milioni di sfollati interni e 25 milioni di persone a rischio di carestia. E l'abbiamo detto tante volte, no, di questi conflitti che insanguinano il pianeta, che sono dimenticati, trascurati, perché poi la propaganda propalla ci ha martellato in maniera insistente soltanto su quello che avveniva a Gaza. Poi, oltretutto, con le loro ricostruzioni, abbiamo visto cosa sta avvenendo fuori anche con il caso Annun. Si facevano passare aiuti umanitari, quelli che in realtà erano probabilmente finanziamenti, secondo no, la ricostruzione dell'accusa, erano invece finanziamenti per la rete di Hamas. Nell'est della Repubblica Democratica del Congo, dall'inizio del 2025, si è intensificato il conflitto tra il governo e il movimento 23 marzo, M23, che insieme alle forze alleate ruandesi il 27 gennaio ha preso il controllo di Goma, la capitale del Nord Kivu. Al 3 febbraio oltre 700.000 persone erano sfollate a Goma e altre 7,8 milioni di persone erano sfollate internamente in tutto il paese. Ancora con la mediazione statunitense, un accordo di pace tra la Repubblica Democratica del Congo e Ruanda è stato firmato il 27 giugno 2025 proprio davanti a Donald Trump, ma l'M23 non incluso nell'accordo lo ha respinto. Insomma, questo sempre per ricordarci che ovviamente iniziamo l'anno nuovo con queste aspettative, con queste speranze di pace, però la realtà che poi si eredita è questa, e quindi sappiamo quanto poi è difficile, no, costruire percorsi, se non di pace, almeno di tregua, di pacificazione. Sono le 8:30, allora chiedo a te Natalia a questo punto
Facciamo questo piccolo break, pausa, poi torniamo, andiamo avanti con la rassegna stampa prima di lanciare anche l'intervista che abbiamo già registrato. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio è sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia, grazie anche poi, vedo per i messaggi che mi hai trasmesso, iniziamo a leggerli perché sono già tanti, no? Vedete, i componenti dell'Unione Europea sono buoni solo a sgraffignare una montagna di quattrini delle nostre tasse che inviamo ogni anno nel sacco senza fondo che tiene in mano l'Unione Europea. Tanto non se ne accorge nessuno se questi politici poi con la bava alla bocca ci infilano la mano e tirano su una brancata di euro e se li mettono in tasca. Lo sappiamo, lo vediamo, ma non facciamo niente. E però vedo questo messaggio non è stato firmato, no? Comunque c'è chi si limita a mantenere lo status quo. Io penso sempre a questa innaturale alleanza tra popolari e socialisti, perché i popolari, no, che sono nel centrodestra, poi alla fine sostengono questa situazione che va avanti con il compromesso sulla von der Leyen. Invece ci sono partiti come per esempio la Lega che da sempre si oppongono anche a tutto quello che sta venendo dall'Unione Europea, che ci danneggia, il Green Deal. Prima stavamo citando questo odio verso di sé da parte di una certa Europa, no, nei confronti della propria storia, però è un odio che si è manifestato anche proprio verso la propria economia. Che motivo c'era di iniziare a proprio picconare l'industria automotive, l'industria automobilistica europea per una transizione iperaccelerata verso il totalmente elettrico? Perché queste follie green? E ci sono partiti che da sempre, no, si sono battuti, hanno protestato contro questo, l'hanno contestato e poi alla fine finalmente iniziamo a vedere, no, questi rinvii sulla transizione, se ne accorge anche dalle parti della Commissione, ogni tanto si ragiona e si capisce che così non si può andare avanti, perché se c'è un mondo che poi inquina, è in piena rivoluzione industriale, pensate a India e Cina, qual è il senso invece di tenere un continente che deve essere così a impatto zero di anidride carbonica? Marco che ci scrive: buongiorno, spero che questi video della tragedia siano virtuali, invece di scappare stavano filmando. E qui Marco tu appunto riproponi quello che stavamo anche anticipando prima come obiezione su cosa si stesse compiendo in quel momento, perché la reazione istintiva non è stata quella di scappare. Il Moloch del mondo assetato di sangue non ammette deroghe, ma in fondo il discorso del presidente dimostra l'inettitudine di gente che è totalmente avulsa dalla realtà, malvagia nell'esposizione, falsa nei principi. Nulla di nuovo sotto il sole, la solita arroganza di questo potere. E certo, si possono fare mille obiezioni, ma in quel momento ne credo che chiunque insomma non immaginava che
potesse scoppiare un incendio del genere con quella velocità. Poi addirittura alcune testimonianze hanno anche riferito che nel momento in cui si è aperta la porta, alcuni sono riusciti a scappare, a salire, no, per quegli scalini, poi il passaggio di corrente e di aria ha fatto sì che l'incendio divappasse ancora più furiosamente, quindi potete immaginare che cosa è successo in pochissimi attimi, come la situazione poi sia effettivamente precipitata. Marco, che ci scrive ancora lui, credo, ipocriti si mostrano addolorati per i morti bruciati, ma nessuno sdegno e indignazione per i milioni di bambini che sono fatti a pezzi vicino a casa nostra. E qui io non so se, Marco, tu ti riferisca ai tanti bambini che sono vittime di questi conflitti che prima citavamo, ma anche i tanti bambini, perché sono anche bambini feti che vengono uccisi magari con gli aborti, ecco. Ma vedete, io qui vi ho aperto anche pagina 2 di Libero, appunto sulla strage di Capodanno, fine del mito dell'efficienza, l'inferno nel paradiso elvetico, processo alla Svizzera dall'incendio ai soccorsi, ecco tutti gli errori. Qui vedete l'altra infografica, senza via di scampo, l'uscita singola che stavamo citando prima, vedete come è ricostruita qui con questo scalino. Si ritiene che molti dei decessi nei locali siano avvenuti a causa dello schiacciamento nel tentativo di salire dall'unica sala che conduceva all'uscita. Poi la fontana di scintille, qui vedete localizzata con il numero 2, l'incendio al soffitto sarebbe stato innescato dalle candele scintillanti che sono state messe su una bottiglia di champagne tenuta da una cameriera. Molti di voi credo che abbiano visto, no, questo video appunto con gli oggetti di fatto è quasi materiale pirotecnico che ha causato poi questa prima scintilla. L'imbottitura del rivestimento, il video mostra il rivestimento in poliuretano, in quello però insonorizzante del soffitto del bar, che rapidamente poi ha preso fuoco mentre l'incendio appunto si propagava. I pannelli di legno, si ritiene che i pannelli in legno abbiano intensificato l'incendio accanto ai divanetti imbottiti. Scrive Claudio Smetti, ma che Svizzera è la Svizzera di Clan? Perché, signori, non è che si possono addossare tutte le colpe ai Moretti, i francesi proprietari del Constellation, d'accordo, è giusto sondare le carte, la gestione, gli elementi come la schiuma acustica che pare abbia rivestito il soffitto e che per ora non si sa se sia stata installata correttamente, cioè questo avrebbe dovuto essere un materiale, no, completamente ignifugo, e invece pare che abbia ulteriormente alimentato questo incendio. Però qui siamo onesti, la strage è di proporzioni infami, sotto processo, per modo di dire, c'è la macchina intera della Confederazione Oltrechiasso, a pieno regime, sentite qui l'accusa, non ha funzionato proprio niente. Nella Svizzera precisa e meticolosa è modello di accuratezza anche nei suoi prodotti nazionali, non c'è stato un ingranaggio che ha impedito il disastro. Quel pub che si è incendiato come un cerino è lì da vedere. Per carità, i soccorsi, le ambulanze, i pompieri, gli agenti della polizia cantonale sono arrivati subito, e però la carneficina è stato lo stesso impressionante. Quello seguito dopo poi è stato un doppio binario di imbarazzo. Da un lato la tanto blasonata sanità svizzera costretta a chiudere aiuto a mezza Europa, dall'altro le autorità che tentennano, rilasciano dichiarazioni di circostanza e si fermano ai commenti, quelli più cauti. E insomma, poi alla fine, vedete, qui si riporta anche quello che ha dichiarato la stessa procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pillod. Tutto quello che è riuscita a dire oltre 24 ore dopo la tragedia è stato confermare l'origine dell'incendio non dolosa e ribadire che le indagini verificheranno se sono stati rispettati gli standard di sicurezza e appunto cercheranno di compiere chiarezza. È ancora prematuro arrivare a delle conclusioni. Garantismo a parte, qui ci si chiede sul Libero, non c'è infine certezza nemmeno sul numero effettivo dei decessi. Le ultime cifre rilasciate riguardano solo persone formalmente identificate, si tratta di dati che però sono destinati a evolvere. Insomma, vedete, alla fine le tante recriminazioni, e qui Jessica Moretti, la proprietaria, abbiamo appena letto, no, che non si può dare tutta la colpa ai gestori, ai proprietari di questo locale, però effettivamente l'altra domanda è come si possono fare entrare tutti questi minorenni lì in un locale dove venivano serviti alcolici, e poi era a norma anche questa massa di persone che si era riversata, cioè il pubblico che c'era lì quella sera era effettivamente quello opportuno, adatto per una struttura del genere. Qui c'è scritto una struttura imponente con ben 300 posti all'interno e 40 sulla terrazza, ma negli ultimi anni la clientela era cambiata
I turisti non riempivano più il Constellation per la sua cucina, bensì per divertirsi. Il business principale è passato dall'essere legato alla cucina a quello del divertimento. Musica dal vivo, DJ set, drink di ogni tipo che avevano reso la creatura del Moretti una discoteca vera e propria, punto di ritrovo di centinaia di ragazzi che trascorrevano le vacanze nell'esclusiva cittadina svizzera. L'indagine della Procura elvetica si concentrerà sul rispetto delle norme di sicurezza, come la presenza di estintori. Anche qui alcune testimonianze dei ragazzi poi che sono riusciti a salvarsi, tanti hanno riferito: noi non abbiamo visto questi estintori. Vie di fuga a norma di legge e materiali utilizzati per la ristrutturazione dell'immobile, un lavoro che permetterà di stabilire le eventuali responsabilità penali dei Moretti. Ma allora andiamo avanti, poi ritorniamo anche su questa parte, no, di Libero, perché volevo con voi leggervi anche la riflessione che oggi è pubblicata sul Tempo dall'europarlamentare leghista Anna Cisint, vi porta a pagina 5, prima però vedete la prima pagina del Tempo di oggi, con questo scandalo sesso e toghe, la supercasta che si assolve, parla Enrico Costa, referendum della giustizia, vi spiego la strategia dei signori del no, giustizia a senso unico. Sentite questo caso, se ne occupa Edoardo Sirignano, un magistrato che pubblica post sessisti sui suoi profili social, scatta il procedimento disciplinare ma la Cassazione archivia senza spiegazioni, nessuno può accedere agli atti di indagine. Questo vedete a pagina 3. L'anomalia della Procura Generale di Cassazione che archivia senza fornire spiegazioni i procedimenti disciplinari dei giudici. Post sessisti il magistrato può. Giustizia a senso unico. Il 95% delle segnalazioni vengono accantonate, mentre gli atti invece rimangono inaccessibili. E allora vedete il caso specifico, pubblica commenti a sfondo sessuale sui social, ma il tutto finisce in sordina e senza troppe spiegazioni. E poi la vicenda Palamare, magistrati che avevano avuto rapporti con l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati archiviati per una norma generale. E questi atti adesso sono inconsultabili. Le segnalazioni disciplinari nei confronti dei magistrati quindi rimangono inaccessibili ai comuni cittadini fino all'archiviazione. Ma allora chiedo a te, Natalia, a questo punto, siccome sono le 8:43, se facciamo sentire prima la nostra intervista o se possiamo iniziare un attimo a vedere anche l'articolo, la riflessione proprio di Anna Maria Cisinto, vedete qui a pagina 5 del Tempo, e poi magari durante la pausa far proseguire la messa in onda dell'intervista già registrata. E soltanto non ti sento, Natalia. Come preferisci tu. Se la mandiamo alle perfetto, 9, allora, poi andiamo in conclusione, sì. perfetto, allora vi leggo questo intervento, proprio ve l'avevo citato, l'immagine del Corano è messaggio al mondo islamico. Avete sentito anche, no, l'intervento liberamente del nostro direttore Giovanni Sallusti, ve lo riapro da qui, vedete, no? È la prima volta che un politico, per chi se lo fosse perso, ecco, Mondani che giura sul Corano, testa coda nella capitale d'Occidente, è la prima volta che un politico americano importante giura sul Corano, ma soprattutto è accaduto in una città simbolo, la città della Statua della Libertà, New York, che è l'avamposto sull'Atlantico del nuovo mondo, costruito sulle orme del vecchio, con il suo carico di valori, la libertà, l'autodeterminazione. Ma proprio lì, 25 anni fa, l'11 settembre 2001, New York aveva subito il più orrendo attentato islamista della storia, il colpo più letale sferrato all'America, più di 3.000 morti, e oggi Ground Zero ricorda quel momento in cui l'esperimento democratico e libertario ha vacillato sotto i colpi di Al-Qaeda, una New York ferita nello skyline, nel suo disegno dall'Islam radicale e terrorista e dalla sua idea di sfregiare irreversibilmente la terra della libertà in nome dell'islamismo. Questo è quello che aveva appunto dichiarato il nostro direttore Giovanni Sallusti, e sentite anche cosa appunto scrive qui Anna Maria Cisint, ve lo riapro da qui, proprio per la concordanza, no, di questi passaggi, perché alla fine ci viene anche da chiedere, ma non è che questo gesto assume anche un valore simbolico rivolto al mondo islamico, quasi a dire, vedete, alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo conquistato l'Occidente. La foto del giuramento sul Corano del nuovo sindaco di New York è un'immagine che deve inquietare, studiata nei minimi dettagli per dare ai musulmani di tutto il mondo un segnale esplicito. È arrivato il momento di prendersi l'Occidente da dentro. Lo si può fare usando le sue stesse leggi e le sue istituzioni democratiche, deboli e corrotte secondo
alcuni imam. Ecco, un grimaldello dall'interno. Poi alla fine vi ricorderete anche alcune dittature totalitarie erano notate così, erano sorte in questo modo, cioè poi alla fine c'era stato prima il passaggio elettorale, il voto popolare e poi alla fine l'instaurazione di un regime, facendosi perfino applaudire da una sinistra in crisi di consenso che pensa di risolvere i propri problemi passando dal progressismo all'islamismo. Una sinistra che ha già aperto le porte a chi porta con sé proprio in nome di quel Corano una strategia di conquista e di sostituzione delle nostre leggi, delle nostre libertà e dei nostri valori con quelli della Sharia. E tutto questo avviene proprio mentre in Italia si è squarciato il velo di ipocrisia e di copertura politica di quella stessa sinistra che da troppo tempo si fa corteggiare da associazioni e organizzazioni islamiche, con imam e predicatori che hanno mostrato chiaramente a cosa sono davvero interessati: alimentare ideologicamente ed economicamente le teorie e le azioni di realtà violente e sovversive più la massa. Proprio per questo oggi, qui conclude Anna Maria Cisint, è più che mai urgente intervenire per regolare la presenza e l'influenza del mondo islamico in Italia. Io sono pronta con proposte concrete prima che sia troppo tardi, prima che Roma e il Paese vengano travolti da chi odia tutto ciò che siamo. Infatti vi ricorderete il lancio della sua iniziativa, quella dell'osservatorio, proprio per monitorare l'islamismo radicale, e effettivamente c'è da preoccuparsi, perché se questa è insomma se questo può essere l'esito poi della presenza islamica a New York, ma come tutto l'Occidente, tutta l'Europa, non dimentichiamoci, no, che anche il sindaco di Londra è islamico, insomma, nelle principali città inglesi, lo stesso, tanti sindaci islamici, e anche qui assolutamente condivisibile poi la riflessione su questa connivenza della sinistra. Già si era visto nelle elezioni francesi del 2024 di questa sinistra che si unisce all'Islam radicale, e però poi alla fine che cerca anche di rinnegare alcuni passaggi, alcune connessioni quando è visibilmente in imbarazzo. Abbiamo visto che Annun è stato incontrato dalla Boldrini, da Di Battista, da Orfini, da Fratoianni, Salis, Lepore e Sala che erano in prima fila ad ascoltare Annun, e poi ovviamente l'imbarazzo per quello che è venuto fuori, che sta venendo fuori. Allora, prima di farvi sentire l'intervista, perché poi quando ritorneremo in onda vedremo anche la pagella di Feltri per l'anno che si è chiuso, i voti che lui assegna in questo pagellone, ma volevo intanto anticiparvi l'editoriale anche proprio di Daniele Capezzone sul Tempo di oggi: intoccabili, impuniti, irresponsabili. Quindi l'invito a votare sì al referendum per voltare pagina. Poi ci ritorneremo, però volevo intanto guidarvi qui nella lettura della conclusione. Non dimenticate, amici lettori, ciò che Luca Palamara ha svelato in passato in dialogo con Alessandro Sallusti. Ripensiamoci: in teoria, in un sistema di processo accusatorio con un giudice terzo, la figura centrale del sistema dovrebbe essere proprio il giudice. E invece come mai le correnti della magistratura lottano selvaggiamente per la guida delle procure? Elementare, Watson, perché da lì, come abbiamo visto, che si spara il primo colpo, che poi è quel colpo che mediaticamente, avete visto, sortisce più effetto, perché poi magari le persone dopo veramente dei calvari giudiziari vengono assolti in primo e in secondo grado, però intanto già semplicemente l'avvio dell'indagine, già quell'imputazione crea il grosso danno, è praticamente il primo grande colpo che viene sparato. Tutte buone ragioni, quindi la prossima primavera, conclude qui Daniele Capezzone, per votare con convinzione sì al referendum sulla separazione delle carriere. Non risolverà tutti i problemi, ma è un passo determinante nella direzione giusta. E allora alle 9:49, se sei d'accordo, a questo punto Natalia facciamo sentire l'intervista, se riusciamo poi anche a metterla, a far proseguire la messa in onda anche durante il break, e così poi al rientro completiamo questa parte di rassegna stampa. Qua. E allora oggi è di nuovo con noi di Radio Libertà il giornalista Giuseppe Brienza, già nostro ospite. Come ricorderete, scrive su Corrispondenza Romana, Nazione Futura, corazzimo.org. Grazie Giuseppe per essere ancora con noi, è sempre un privilegio poterti avere qui e ovviamente buon anno nuovo. Grazie per Vittorio dell'invito e a tutti gli ascoltatori buon 2026. Grazie Giuseppe, ma grazie soprattutto al nostrissimo e instancabile Matteo De Sio, come sapete conduttore per Radio Libertà di Te la rido io l'America, il lunedì mattina. Grazie Matteo per essere sempre con noi.
Grazie a te Pier e anche grazie a Giuseppe che è un nostro graditissimo ospite. Grazie Matteo. E allora Giuseppe, vengo subito da te perché volevamo commentare questo gravissimo fatto di cronaca che ci ha davvero sconvolto, ovvero l'aggressione quasi mortale a Don Rodrigo Grajales Gaviria, sacerdote colombiano, 45enne, e cappellano della comunità latinoamericana, proprio per la comunità di Modena, collaboratore lui anche nella parrocchia di San Giovanni Evangelista. Questo fatto è avvenuto intorno alle 10 di mattina del 30 dicembre. L'aggressore pare che soffra, insomma, di disturbi psichici e che fosse in cura presso un centro di salute. Ovviamente qui ci domandiamo pure che tipo di cure, perché purtroppo è successo questo fatto. E insomma avrebbe prima pedinato il sacerdote per almeno 20 minuti senza mai rivolgergli la parola e poi lo avrebbe accoltellato. Non sarebbe dunque un reato d'odio, almeno questo sembra, almeno non risulta ecco, un movente specifico, proprio un gesto di follia, di pura follia, però comunque aumenta in Europa il numero dei reati di odio che vengono commessi proprio ai danni di cristiani, o pensiamo anche agli attacchi, alle profanazioni ai danni delle chiese. Certo, non è un reato d'odio, ma è anche un episodio su cui riflettere, perché non è una rapina, è stata un'aggressione pura e semplice in pieno centro storico di una città importante come Modena e in piena mattinata. Quindi innanzitutto sgombriamo il campo, non si tratta anche in questo caso di tirare dentro le armi da fuoco che girerebbero troppo, perché questo è l'ennesimo invece episodio di un omicidio sventato per pochissimo con armi da taglio, che quindi chiama in causa il presidio del territorio. Insieme a questo però anche la troppa libertà di movimento di potenziali aggressori, di potenziali violenti, di potenziali omicidi, e questo può valere sia per persone che hanno uno squilibrio psichico grave e non migliorabile, ma anzi, come abbiamo visto, quali risultati, ma anche perché essendo una persona di nazionalità nordafricana, pare dalle notizie giornalistiche, non vorremmo che anche questo è un caso di mancata diciamo integrazione e quindi mancata espulsione, e non va minimizzato, perché le nostre città non debbono abituarsi a episodi di questa gravità, tanto più che, come dicevi, chi è nell'ambito di una identità cristiana, no? Legge questi episodi di questo giovane sacerdote, il cappellano della comunità latinoamericana della parrocchia di San Giovanni Evangelista, apprezzato, amato da tutti, insomma. Ecco, chi ha sentito questo tipo di notizie avrà forse letto l'ultimo rapporto annuale che ogni anno l'agenzia Fides pubblica su i missionari, sacerdoti, operatori pastorali cattolici, anche laici, che hanno perso la vita durante l'anno scorso, quindi l'anno 2025. Proprio nelle stesse ore la Santa Sede ha appunto reso noto l'ultimo rapporto dell'agenzia Fides, e ebbene nel 2025 sono stati uccisi nel mondo 17 missionari e missionarie fra sacerdoti, religiose, seminaristi e laici. In Europa un caso purtroppo simile a quello che, ringraziando Dio, nel caso di Don Rodrigo non si è rivelato in tragedia, ma il caso di un sacerdote polacco di 58 anni che nel febbraio 2025 è stato trovato, in questo caso strangolato, morto nella sua canonica, anche in questo caso per uno squilibrato. Ecco, sono situazioni che ovviamente riguardano e sono gravi per qualsiasi cittadino, ma nel momento in cui le persone che hanno più responsabilità sociali hanno attività educative e aprono la loro porta a tutti, dovrebbero chiamare in causa a maggior ragione la collaborazione di tutti noi cittadini, ma anche un presidio delle forze dell'ordine e anche, se volete, una più rigorosa applicazione delle norme che ci sono da parte della magistratura.
Chiaro, chiarissimo. Io volevo solo, ecco, precisare questo, perché in un primo momento si era detto, si era scritto che sarebbe, no, sarebbe stato un cittadino di origine nordafricana. Poi alla fine questa parziale smentita, perché si è scritto è un cittadino italiano, però in cura. Poi ovviamente approfondiremo, perché qui le testate, no, avevano rettificato questo dato, magari appunto aveva conseguito la cittadinanza italiana. Ma vengo da te, Matteo, perché poi registriamo sì questi attacchi contro le chiese, contro sacerdoti, questi episodi di cristianofobia, ma poi dobbiamo anche prendere atto sempre di questa cancel culture, di questo quasi inspiegabile odio di sé, no, dell'Europa, di alcuni europei, verso la propria storia bimillenaria, comunque le proprie radici, la propria identità cristiana, vero? Esatto, perché da un attacco, diciamo, fisico a una persona delle istituzioni della Chiesa, come purtroppo è successo al parco, qui vediamo un altro articolo sempre del nostro ospite, come sottolinea il fatto che invece in Finlandia, nella tanto progressista Finlandia, una persona con veramente percentuali minime è stata eletta al governo, il signor Alder Kreutz, che però ha deciso come tanti altri, chiamiamoli pseudo-intellettuali europei, che la nostra cultura debba essere totalmente cancellata e anzi debba cedere il passo ad altre funzioni. Quindi cancelliamo la religione dalle scuole per mettere non si sa quali altre materie, alcuni addirittura parlano in Italia, ma non solo, di educazione civica, come se la religione non fosse anche educazione civica, il saper integrarsi, o il conoscere la propria storia. Altri parlano addirittura di materie scientifiche, quindi dotare magari i ragazzi sì di più strumenti, ma senza poi il pensiero critico che invece la scuola dovrebbe invece fornire in tutte tutti i possibili indirizzi. Ecco, quindi chiediamo al nostro ospite come possiamo arginare questi pseudo intellettuali, come li ho chiamati in precedenza, ma queste persone che entrano nelle istituzioni proprio con il vezzo, con la voglia assolutamente di sminuire la nostra cultura per andare verso tra l'altro, un orizzonte molto ignoto, celebrando però invece le culture esterne come automaticamente superiori rispetto alla nostra, invece che integrare entrambe le culture, oppure far conoscere comunque la nostra a persone che magari vengono poi, tra l'altro, nei nostri paesi a già un'età adulta. Certo, Matteo, allora io direi alcune cose da questo episodio che ho commentato su la testata online Nazione Futura, no? Allora, il primo punto che vorrei condividere con voi è che questo tipo di battaglie non sono solamente appannaggio dei cristiani, perché la perdita dell'identità storica, anche religiosa, è una questione di interesse nazionale. E infatti la proposta di questo ministro dell'istruzione e della cultura, Anders Adlercreutz, no? Che è il presidente del Partito Popolare Svedese di Finlandia, l'unico ministro di questo piccolo partito che supera poco il 4%, nell'ambito di un governo di centrodestra, direbbero i nostri esponenti del mestiere di destra-centro, no? Perché abbiamo quasi il 50% di finlandesi che nel 2023 hanno veramente tagliato con la socialdemocrazia e costruito un governo, vogliamo chiamarlo sovranista, chiamiamolo anche sovranista, e però se ne escono fuori queste persone. Le reazioni chiaramente ci sono state da parte del partito di destra finlandese, che è il partito dei veri finlandesi, che ha oltre il 20% dei consensi, ma c'è stata una reazione anche dalle persone poco o per nulla credenti. Perché? Perché non si può non tenere conto del fatto che il dialogo interreligioso o interculturale che si vuole
porre come motivo di superare l'ora di religione, perché questi sono i termini, no? Di introdurre l'ora di filosofia della vita, in cui praticamente si passa da un relativismo religioso, quindi praticamente ai nostri ragazzi, chiaramente parliamo dei minori, no? Ai nostri ragazzi si viene a presentare un po' il supermarket delle religioni come se tutte fossero uguali, come se tutte avessero creato il Medioevo cristiano, Giotto, Dante, oppure per esempio, no, nel caso della Finlandia, il più grande, diciamo, compositore che non era finlandese, ma ha costruito, diciamo, la sensibilità artistica, musicale dei finlandesi è Handel, no? Handel, e praticamente il ministro Adelkreuz, per lui è un problema che i ragazzi delle scuole superiori possano sentire a Handel, perché le sue composizioni sono quasi tutte di taglio religioso, ispirate alla Bibbia e alla terminologia cristiana. Oppure un problema per questo Adelkreuz è gli inni cristiani, oppure cantare qualche canzone religiosa nelle scuole. Questo è un problema, e quindi nonostante l'ora di religione è in Finlandia confessionale, cioè non si fa catechismo, ma si fa però una visione che si basa sull'identità storica e religiosa cristiana. Ricordiamo che in Finlandia circa 2 cittadini su 3 si riconoscono nel cristianesimo, che non vuol dire che vanno in chiesa, perché oltretutto la stragrande maggioranza sono luterani, ortodossi e cattolici non arrivano all'1%, ma si riconoscono in questa identità, in questa cultura, e quindi c'è stata una levata di scudi, devo dire, principalmente da parte di questi esponenti, cioè degli esponenti di destra, oppure dai non credenti, che comunque hanno bisogno di proporre ai loro ragazzi una visione sulla base della quale poi proporre il dialogo e la conoscenza reciproca. In pratica, Matteo, che cosa vuole fare questo ministro? Senza averlo concordato con gli altri partiti. Infatti anche il premier Petteri Orpo, che è un liberal conservatore, ha detto non è nel programma elettorale, politico, quindi non ci inventiamo niente di particolare. Dico per inciso, non è che io voglio sempre mettere insieme l'immigrazionismo e l'omosessualismo con queste visioni anti-identitarie, ma anche in questo caso parliamo di 3 principi sballati, tutti uniti in una sola persona, perché questo ministro, poi Dio solo lo sa, padre di 5 figli, comunque è un fautore dei diritti, colui che chiama le minoranze sessuali. Vabbè, basta cambiare poi il nome per fare un pochino di cortine fumogene. Oppure nel suo sito vedete i miei valori di Adelkreuz, che nessuno Stato, come dice, possa chiudere le sue frontiere, i suoi confini. Quindi viene tutto poi purtroppo in quella melassa che giustamente Pier Vittorio ha definito la cancel culture, che alla fine è un'ideologia con i suoi dogmi. Ecco, un dogma che non si possono avere le classi separate. Come funziona adesso? Nell'ora di religione ci sono ovviamente la classe con i ragazzi, ovviamente minori, di cultura cristiana, e quelli di cultura ebraica, e così via, in relazione a minoranze significative. Che cosa verrebbe meno chiudendo con queste classi miste? Scusate, con queste classi separate? Un principio fondamentale, cioè quello del diritto-dovere dei genitori di chiedere al sistema pubblico un'educazione conforme ai propri valori. E chi deve decidere? Quindi lo Stato, con la filosofia della vita, che non si sa bene poi dove si andrà a parare, no? Lo sappiamo bene. Eh sì, è una vicenda che ci fa ancora una volta, no, riflettere su questo. Io a volte dico odio di sé, perché sostanzialmente è come se si volesse rinnegare quello che comunque è sì il cristianesimo, ma è anche la nostra storia, una cultura radicata così in 2000 anni di storia. E invece noi avevamo sempre detto che appunto queste forze che sono sovraniste, che sono soprattutto identitarie, vorrebbero riscoprire, no, le nostre comuni radici cristiane europee. E l'occasione ci viene fornita, per esempio, proprio per questa data importantissima, così rilevante, che è l'8° centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Ricordiamo che appunto era stato dichiarato patrono d'Italia da Pio XII
il 18 giugno del 39, il più santo tra gli italiani, il più italiano tra i santi, insomma è un'occasione anche per riscoprire non solo un grande santo, ma anche tutto quello che lui ci ha lasciato come eredità, tutti i suoi scritti e anche poi le testimonianze dei suoi coevi che ovviamente hanno potuto testimoniare la grandezza di questa figura, vero Giuseppe? Ma certo, infatti quello che volevo aggiungere, Pier Vittorio, Matteo, è che non è sufficiente la levata di scudi, perché, ci sono anche stati dei giornalisti seri che a fronte della proposta di questo ministro, tra l'altro democristiano perché sono popolari, io dico veramente Sì. l'odio di sé come dicevi, no, cioè fosse stato un islamico o un ateo o un massone, no, un democristiano e va bene. Dicevo, giornalisti, seri hanno commentato che comunque questa ora di religione, ispirata alle radici, non deve essere fatta però anemizzare. Perché dico questo? Perché poi dopo succedono anche queste cose, queste trovate della filosofia della vita, che appunto è un'ora di relativismo, insomma, no? Di pensiero massonico, no? Di abolizione di ogni identità. Perché? E quindi dicevano, ragazzi, però è pure vero che gli insegnanti non sono formati e quindi ritorniamo a un argomento che anche in Italia è vissuto, cioè l'insegnante di religione deve essere parificato a tutti gli effetti agli altri insegnanti, perché se l'insegnante di religione si riduce a fare i disegni di Gesù e di San Giuseppe o a fare non seguire il programma ministeriale, non rispondere magari alle domande, non avere quelle qualificazioni, ma quasi essere un insegnante di risulta, e allora è chiaro che poi gli stessi ragazzi, magari anche ben orientati verso la conoscenza della fede cristiana e delle radici, non optano più nel momento in cui hanno la maggiore età, perché di conseguenza non bisogna, bisogna difendere l'ora di religione come presidio della identità e delle radici cristiane da questi tentativi relativistici, ma allo stesso tempo bisogna pure qualificare gli insegnanti di religione, far sì che si rispetti il programma ministeriale, che si diano contenuti sostanziosi. E quindi quale migliore occasione questa del 2026 in cui dopo quasi 50 anni la festa di San Francesco d'Assisi, il 4 ottobre, viene ripristinata da un Parlamento, amici, finalmente unanime, addirittura al Senato per ripristinare questa festa che partirà nel 2026 c'è stato il voto all'unanimità e come ha detto giustamente questo grande poeta italiano che è Davide Rondoni, no? È uno dei fondatori del Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna e che è il presidente del comitato nazionale che il governo Meloni ha nominato per le celebrazioni dell'8° centenario, come dicevi, di San Francesco d'Assisi, che è morto nel 1226, quindi siamo 8 secoli. Dice il voto unanime del Senato, ha detto Rondoni, mostra come San Francesco sia una presenza fertile per tutti, però aggiunge, il che non vuol dire che è arruolabile sotto ogni bandiera, anche qui benissimo la festa di San Francesco, ma non facciamolo anemizzare in visione arcobaleno di un ecologismo panteistico, cosa che è assolutamente contro la storia, contro la nostra identità. Il governo Meloni, secondo me, attraverso questo simbolico passaggio, se poi riempito di contenuti, è un esempio per gli altri governi di centrodestra, per gli altri governi identitari del vecchio continente. E questo lo dimostra il fatto che dei leader europei richiamano questa storia e questo percorso. Sta anche a noi cercare un pochino di soffiare, no? Sul tizzone ardente che però è un pochino diciamo abbacchiato, perché si considera la religione come una materia che fa diciamo perdere i voti, ma non è così perché è chiaro che i cattolici e i cristiani sono una minoranza nel nostro paese, ma diverso è il caso di coloro che si riconoscono nelle radici cristiane e apprezzano e amano persone e grandi fondatori di civiltà come San Francesco d'Assisi. Assolutamente sì, giusta questa precisazione perché effettivamente poi chi riconosce questo valore del patrimonio culturale, storico del cristianesimo sicuramente compone la maggioranza di questo paese e
Stesso Giovanni Paolo II, no, rinnovava questo appello proprio a riscoprire le radici dell'Europa. Ci ricordiamo tutti durante il suo viaggio apostolico in Spagna, era il 9 novembre dell'82, proprio a Santiago de Compostela, lui disse, affermò: io vescovo di Roma e pastore della Chiesa Universale, da Santiago grido con amore a te, antica Europa, ritrova te stessa, sì te stessa, riscopri le tue origini. E allora grazie a Giuseppe Brienza, grazie a Matteo De Sio per questo approfondimento. Speriamo veramente anche che con questo 8° centenario, questo anno nuovo che si apre, non cadiamo, ecco, sotto queste sirene della cancel culture, ma riusciamo a riappropriarci di quella che è la nostra storia, la nostra identità. Grazie ancora. Grazie a te, Pier. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Pier Vittorio, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora abbiamo sentito questa intervista che abbiamo registrato a Giuseppe Brienza, anche poi la conclusione sulla necessità, no, di riscoprire le nostre radici, la nostra identità europea. Io prima, a proposito di questo, avevo citato, ecco, prima di iniziare il nostro collegamento con Matteo De Sio, avevo citato anche l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia del Corriere di oggi su questo tema, identità e futuro, l'Europa è anche passato, e qui giustamente lui afferma, scrive, gli europei magari non hanno ancora questa consapevolezza di essere cittadini europei, non hanno ancora sviluppato questo senso di appartenenza, ma i cittadini dell'Unione, qui scrive Ernesto Galli della Loggia, sanno bene che cosa vuol dire essere spagnoli, danesi o polacchi, lo hanno appreso da secoli di storia, lo hanno appreso da secoli di ossequio all'autorità del proprio paese, di obbedienza alle leggi e ai tribunali. Alle spalle invece dell'Unione Europea invece non c'è nulla di questo. L'Unione sembra venire dal nulla, non avere alcun passato, manca perfino di una Costituzione che spieghi ai suoi cittadini i valori su cui si fonda, che cosa si voglia essere e a chi essi devono obbedire. E poi sentite la conclusione qui a pagina 32, prima vi dicevo iniziare quest'altro collegamento, vedete qui l'identità che manca agli europei, e anche qui affermazione assolutamente condivisibile, ci troviamo d'accordo, l'accusa contro i progressisti di vedere poi nell'identità sempre il male. Nell'idea di identità, infatti, il progressismo non vede il frutto oggettivo del passato, non vede la storia. Nell'identità esso vede solo i potenziali pericoli, l'esclusione del diverso, dell'altro, l'eventuale orgoglioso compiacimento della propria unicità e dunque il germe del nazionalismo, del suprematismo. Bisogna allora decidersi, qui vedete la conclusione, a non aver paura di usare le parole necessarie, ad esempio patriottismo. Soltanto un patriottismo europeo fondato sulla consapevolezza della propria comune identità storica può oggi dare all'Unione volontà e capacità tali da farne un reale soggetto politico. L'Europa, i suoi intellettuali e la sua scuola devono smetterla di avere paura della propria identità, del proprio passato, dei grandi valori che esso ha prodotto. Ma allora qui torniamo al punto di origine, no, della nostra rassegna stampa, la premessa con quella riflessione di Socci che confrontava anche un po' la visione ideologica emersa dal documento sulla strategia nazionale degli Stati Uniti, confrontava quella visione con anche il lascito proprio di Papa Ratzinger, di Benedetto XVI. Però l'abbiamo sempre detto, c'è un'Unione europea che vuole assolutamente quasi dimenticare quella che è stata invece l'Europa per secoli, per millenni, e l'Europa dei popoli è ben altro rispetto a questa Unione Europea che vediamo adesso invece appunto impegnata in questi scenari mondiali e purtroppo a volte anche con esiti, diciamo, con operati e con posture che assolutamente poi sono controproducenti per i suoi cittadini. E vi lascio anche poi con questa riflessione di oggi invece di Nordio, qui a pagina 2 del quotidiano di Sicilia di oggi, prima l'editoriale appunto di Carlo Alberto Tregua, del direttore, che alla fine giustamente fa notare sì il male dell'evasione in Italia, quanto perdiamo con questa evasione, però secondo me bisogna anche poi ricordare che spesso il cittadino non riesce a pagare, l'abbiamo visto anche per
la rottamazione quinquez, non riesce a pagare tutte le imposte, si trova in difficoltà, c'è anche un oggettivo soffocamento, no, da parte di un fisco che è assolutamente inflessibile, e quindi non bisogna fare poi di tutta un'erba un fascio e colpevolizzare quel contribuente che proprio non riesce a pagare. Ma accanto a questo volevo segnalarvi proprio la riflessione di Nordio, disponibile al dibattito con AM, e vi lascio con questa perla, perché poi alla fine la perla dell'Associazione Nazionale Magistrati, qui giustamente Nordio fa riferimento al fatto che l'ANM prima dice di tirarsi fuori dall'agone politico, no? Dallo scontro che riguarda poi ovviamente proprio i partiti, eccetera. Però poi dall'altro con questa mossa di creare un comitato di fatto entra a gamba tesa proprio nel campo di contesa politica, però pretende di essere tirata fuori. Qui vedete nella conclusione Nordio afferma l'ANM ha creato un comitato per il no e questo atto già di per sé è politico, tuttavia ha respinto il confronto con me motivando che non vuole attribuire un significato politico alla questione, il che è una contraddizione evidente. Ritengo e spero che per coerenza non intendano poi confrontarsi con altri esponenti di partito, altrimenti sarebbe chiaro che temono un dibattito pubblico con il Ministro della Giustizia. Da parte mia ho già dichiarato la mia disponibilità anche immediatamente. E ovviamente poi non servirà il quorum per ritenere valida la consultazione, bensì il conto delle preferenze. Poi vedete le possibili date, si potrebbe votare nelle prime 2 domeniche di marzo, quindi nei giorni 22 e 29. Ma allora io chiedo a te Natalia se Matteo ci abbia già raggiunto, sia già in collegamento. Probabilmente no, vedo qui, mi avevi scritto, mi sembra di aver capito di no. No, esatto, stiamo cercando di contattarlo. Ah, ok. Allora io intanto, per quanto riguarda sempre il quotidiano di Sicilia di oggi, vedete sempre qui a pagina 2, Cran Montanà, ci vorrà tempo per l'identificazione, Antonio Tajani che appunto segue la vicenda sul luogo del disastro, l'Italia ha fornito la massima disponibilità alle autorità svizzere per le investigazioni, mi pare privo di senso mettere fuochi pirotecnici al chiuso, quello che stavamo prima ricordando con ragazzi che salgono sulle spalle di altri senza controllo, evidentemente qualcosa non ha funzionato negli impianti antincendio. Le immagini del disastro mi portano a pensare che qualcosa non abbia funzionato. Toccherà alla magistratura individuare quali siano le responsabilità, ha sottolineato appunto il ministro degli esteri Tajani. Io su questa vicenda però volevo tornare aprendovi anche l'ANSA, così vediamo gli aggiornamenti. Qui vedete avevo aperto anche l'articolo sull'uomo di 56 anni, il peruviano irregolare clandestino indagato per l'omicidio di Aurora Livoli. Avete visto, no? Ce ne siamo occupati prima e lui aveva già compiuto questo tentativo di rapina aggravata il 28, la sera del 28 dicembre perché era stato fermato ma proprio un tentativo che era avvenuto alla fermata della metropolitana M2 di Milano a Cemiano, poco distante da dove poi Aurora era stata uccisa. E qui vedete invece dalla home page dell'ANSA, adesso ve la riaggiorno, probabilmente ci siete andati anche voi poco fa per controllare, vedere gli aggiornamenti, forti esplosioni a Caracas, aggressione militare degli Stati Uniti. Il presidente Nicolás Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto mobilitazione della popolazione dopo l'attacco. E qui ovviamente ci chiediamo tutti, ma allora che cosa è successo, visto che Maduro aveva espresso anche poi la disponibilità ad un confronto proprio con lo stesso Trump. Il governo del Venezuela denuncia la gravissima aggressione militare degli Stati Uniti. Il presidente Nicolás Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e ha chiesto la mobilitazione della popolazione dopo l'attacco. Qui vedete un'immagine dell'esplosione e infatti vi conduco anche a questo punto su Fox News, sull'home page, probabilmente molti di voi l'hanno già vista, vediamo se Fox già aggiornato, ovviamente sì, vedete, ve la faccio vedere now, adesso USA Military Attacks Venezuela, Source Confirm, qui nella traduzione vi porto nella traduzione in automatico in inglese, vedete le immagini, anche qui ufficiali degli Stati Uniti che confermano che è stato condotto questo attacco contro il Venezuela. Capitale del Venezuela scossa da esplosioni nel cuore della notte e poi ovviamente l'aggiornamento qui con il video.
E quindi è una situazione assolutamente incandescente. Già avevamo detto prima che invece Trump avrebbe anche fatto capire, lanciato questo messaggio, questo avvertimento all'Iran, a Teheran: guardate che siamo pronti ad intervenire di nuovo se colpirete dei manifestanti. Ma allora, lupus in fabula, Matteo, credo che tu ci abbia già raggiunto, vero? Parliamo di States e Esatto. ovviamente ci sei. Buongiorno, buongiorno. Grazie Pier per avermi invitato e un saluto a tutti i radioascoltatori, telespettatori e anche alla regia. Grazie. Grazie Matteo. Allora subito la domanda su quello che sta accadendo, perché avevamo detto, no, che ci saremmo occupati di questo giuramento sul Corano da parte di Mamdani, di questo valore simbolico. Abbiamo sentito prima anche le parole dell'europarlamentare Anna Cisint sul Tempo che commenta questo atto, ma effettivamente invece quello che sta succedendo in Venezuela ci obbliga ovviamente a cambiare, no, pagina, argomento. E quindi poi alla fine, come stavo anche dicendo prima, questi tentativi di disponibilità da parte di Maduro ad un dialogo evidentemente sono naufragati. Esatto, sono naufragati e in più stiamo vedendo un Maduro che in realtà è sempre più, preferisce essere più vicino ai narcos piuttosto che aiutare la popolazione locale. Venezuela che, come sanno in tanti, se non tutti, purtroppo vi sono tanti venezuelani che sono stati costretti proprio a fuggire dallo stesso Venezuela, sia per la povertà assoluta, sia per le minacce di narcotrafficanti, come succede purtroppo, come è successo purtroppo in altri stati del Centro e Latino America. Ricorderete Il Salvador quando era un paese violento prima che l'attuale presidente risolvesse a modo suo la situazione, quindi parliamo anche di persone, tra l'altro i venezuelani, che in questo momento soffrono proprio di estrema povertà, e quindi è proprio quasi non un favore quello che sta facendo Donald Trump alla popolazione locale, ma perlomeno Maduro dovrà prendersi le proprie responsabilità da governante. Assolutamente sì. E con te voglio rileggere adesso, alla luce di quello anche che sta avvenendo, il giudizio, prima ve lo anticipavo, il giudizio che ha espresso in questo suo pagellone di fine anno Vittorio Feltri, appunto a pagina 2 del Tempo, prima ve lo citavo, cioè anche sulla sua valutazione su Donald Trump. Chiedo a te, appunto, l'esperto di States. Donald Trump che insegue la pace con tenacia, ma il Nobel alle intenzioni non si è mai visto. È un genio della politica e piace al popolo. Fatico a capirlo fino in fondo perché è espressione di un paese confusionario che non frequento e non mi piace. Sufficiente, ma potrebbe realizzare di più con Melania accanto e con la Meloni come consulente. Matteo, però credo che questo sia un giudizio un po' ingiusto, perché poi alla fine non tiene conto del fatto che Trump, con la sua imprevedibilità, riesce poi a sparigliare le carte degli avversari. Chiedo a te questo proprio nel finale di puntata, perché da quello che stiamo leggendo, dagli aggiornamenti, pare che Trump avesse già ordinato questi attacchi sul Venezuela da giorni e quindi continuava a bluffare facendo vedere che comunque fosse interessato, no, a una sorta di trattativa con Maduro. Questa è la CBS che l'ha riferito. Esatto, e non solo, ricorderete poi anche la questione dei dazi, dove alla fine con l'Europa Donald Trump, senza aver bisogno di una consulenza, diciamo, esterna, si è riuscito a ottenere il massimo contro i 27 paesi dell'Unione Europea. Quindi diciamo che questo è un giudizio di un grande professionista, ma diciamo un giudizio, tra virgolette, italiano, perché non credo che Donald Trump abbia bisogno di una consulenza europea per quanto riguarda la politica interna ed estera vicina al proprio paese, magari per quanto riguarda poi l'Unione Europea ovviamente. Sarebbe ottimo per noi italiani avere una corsia preferenziale, come si spera si possa avere da ora in avanti. Pertanto vediamo un Donald Trump che, come dici tu, sbariglia le carte con la sua imprevedibilità. Nessuno capisce veramente fino a dove
ti spinga proprio davvero businessman. Quindi speriamo che possa mettere in difficoltà il regime di Maduro, che perlomeno possa fargli cambiare rotta e possa anche farci resistere dall'attacco, chiamiamolo così ovviamente tra virgolette, da Oriente, sia con personalità come Mabdani, sia con il grande drago cinese sempre alla porta per mangiare il nostro cadavere, tra virgolette, ovviamente. Esattamente, esattamente. Io volevo congedarmi da voi ricordando proprio quello che aveva detto, dichiarato Nicolás Maduro, che dopo il breve colloquio con il presidente statunitense aveva affermato: bisogna iniziare a parlare sul serio. Abbiamo avuto solo un colloquio, mi ha chiamato venerdì 21 novembre dalla Casa Bianca, questo appunto era riportato anche ieri, ma adesso è cambiato tutto, proprio perché continuano ad essere registrate queste esplosioni e ovviamente la reazione è stata quella di Maduro, che ha dichiarato gravissima aggressione militare dagli Stati Uniti. E allora Matteo, io ti ringrazio tanto per questo tuo collegamento, perché ovviamente è venuto proprio, no, nel momento sicuramente più drammatico di questa crisi, che alla fine ha conosciuto il suo momento di escalation, ovviamente poi la continueremo a seguire, quindi grazie ancora Matteo. E grazie ancora a te, Grazie Natalia, a te, per la Vittorio, pazienza. e grazie anche alla regia. Grazie Matteo, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, che siete intervenuti, avete mandato tanti altri messaggi, poi non siamo riusciti a leggerli tutti. Ovviamente buona continuazione qui su Radio Libertà e ancora buon anno nuovo. Speriamo che veramente tutti questi nodi, no, che abbiamo visto, che abbiamo elencato, poi si possano risolvere. Grazie ancora, buon fine settimana. Avete ascoltato